Allora intervengo per esprimere la nostra contrarietà alla mozione presentata dai colleghi Novelli e Di Bert. Una contrarietà che non nasce da una sottovalutazione dei temi della sicurezza o della legalità, ma da una profonda distanza rispetto all'impostazione culturale e politica che la mozione propone. In primo luogo, la mozione costruisce un'associazione costante tra immigrazione e criminalità, che non è supportata da dati oggettivi, analisi statistiche o riferimenti verificabili. Si tratta di un'impostazione che rischia di semplificare in modo fuorviante un fenomeno complesso e di alimentare stereotipi che non aiutano né la sicurezza né la coesione sociale. Al contrario, questo tipo di narrazione può generare tensioni sociali, rafforzare paure, pregiudizi e indebolire quei percorsi di integrazione che sono invece parte essenziale di una società più sicura e più giusta. Colpisce inoltre l'uso di espressioni come immigrati refrattari a qualunque percorso di integrazione, una formulazione che non è né neutra né descrittiva, ma fortemente valutativa. Un linguaggio di questo tipo, infatti, appartiene più alla dimensione della propaganda politica che a quella dell'analisi seria dei problemi e rischia di etichettare intere persone o comunità sulla base di giudizi generici senza distinguere situazioni, responsabilità individuali e contesti sociali. Un ulteriore elemento critico riguarda l'impostazione complessiva della mozione, che si concentra esclusivamente su misure coercitive e di controllo. Non vi è alcun riferimento a politiche di integrazione sociale e lavorativa, in particolare rivolte ai minori e alle seconde generazioni, né a strumenti di prevenzione educativa, mediazione culturale e inclusione territoriale. È una visione parziale che affronta il tema della sicurezza solo sul piano repressivo, ignorando completamente il ruolo fondamentale che le politiche sociali, educative e culturali hanno nella prevenzione dei conflitti e dei fenomeni di marginalità. Destano inoltre forte perplessità le proposte di stipulare accordi con aziende di vigilanza private. Questo apre questioni rilevanti di competenza e legittimità istituzionale, poiché la sicurezza pubblica è prerogativa dello Stato e non può essere delegata o surrogata da soggetti privati senza rischi evidenti. Vi è inoltre il pericolo concreto di una progressiva privatizzazione della sicurezza che potrebbe generare disparità territoriali, trattamenti differenziati tra cittadini e potenziali conflitti normativi, oltre ad una confusione di ruoli e responsabilità. Per tutte queste considerazioni ritengo che la mozione non offra una risposta equilibrata, efficace e costituzionalmente solida alle sfide che abbiamo di fronte. La sicurezza non si costituisce alimentando contrapposizioni o semplificazioni, ma investendo in politiche integrate che tengano conto e che tengano insieme legalità, inclusione, diritti e responsabilità. Quindi per questi motivi esprimeremo la nostra contrarietà a questa mozione.